Pensiero del giorno, lunedì 6 gennaio. Seguire la luce del bene. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anche io lo amerò e mi manifesterò a lui. Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 21. Tutti i comandamenti di Gesù si riassumono in uno solo, in quello dell'amore per Dio e il prossimo, nel quale vedere e amare Gesù. L'amore non è mero sentimentalismo, ma si traduce in vita concreta, nel servizio ai fratelli, specie quelli che ci stanno accanto. Ed è attraverso questo amore che si apre in noi la sua luce, la luce di Gesù, secondo la sua promessa: a quelli che mi amano io mi mostrerò. L'amore è una fonte di luce. Amando comprendiamo meglio Dio che è amore. E questo ci fa amare ancora di più e approfondire il rapporto con il prossimo. Questa luce, questa conoscenza amorosa di Dio è dunque il suggello, la riprova del vero amore. E la si può sperimentare in vari modi, perché in ciascuno di noi la luce assume un colore, una sua tonalità, ma ha delle caratteristiche comuni. Ci illumina sulla volontà di Dio, ci dà pace, serenità e una comprensione sempre nuova della parola di Dio. È una luce calda che ci stimola a camminare nella via della vita in modo sempre più sicuro e spedito. Quando le ombre dell'esistenza ci rendono incerto il cammino, quando addirittura fossimo bloccati dall'oscurità, questa parola del Vangelo ci ricorderà che la luce si accende con l'amore e che basterà un gesto concreto d'amore, anche piccolo, una preghiera, un sorriso, una parola, a darci quel barlume che ci permette di andare avanti. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita del maggio 1999. Parola di vita, gennaio 2025. Credi tu questo? Giovanni 11,26.